Il questore di Agrigento emette 6 provvedimenti da Spuvilli per 6 giovani per la rissa dello scorso 17 agosto. La truffa del carabiniere arriva anche a Ravanusa, raggirata una novantenne del luogo. La CGIL di Agrigento solidale all'atto intimidatorio avvenuto a Cattolica Eraclea verso Siciliacque. Il deputato di Forza Italia alla Rocca-Ruvola afferma nessun passo indietro su idea primo livello per l'ospedale di Sciacca, decide la politica. Dal prossimo 16 settembre non sarà più consentito depositare indumenti usati nei contenitori stradali distribuiti in diverse aree della città e verranno rimossi. Si potranno conferire nelle isole ecologiche mobili, quanto afferma il primo cittadino Miccichè e l'assessore al ramo Trupia. Cerimonia di accoglienza stamane al liceo Empedocle per gli studenti in vista del nuovo anno scolastico. Il prossimo 14 settembre, nell'ambito delle manifestazioni dedicate alla Madonna dell'Immacolata, serata di gala per la Santa Vergine in piazza Santa Croce di Agrigento. Festeggiata ieri sera la centenaria di Favara, Giuseppa Vitello, presente anche il sindaco di Favara. Serata di beneficenza per Telethon organizzata dal centro Renato Guttuso con Sergio Vespertino. Sandro Morgana si candida alla guida del Comitato regionale Sicilia Lega Nazionale Dilettanti, al via domani il campionato di Serie D. L'Acagas incontra il Locri fuori casa, la Castrum in casa con l'Enna. Buongiorno, benvenuti col nostro appuntamento odierno di TV Notizie del sabato 7 settembre. Rissa a San Leone, il questore emette 6 provvedimenti di divieto di accesso nei luoghi pubblici, l'esecuzione di 6 misure cautelari, il cosiddetto DASPO. I provvedimenti sono la diretta conseguenza di episodi gravi avvenuti la notte del 17 agosto. Il servizio. Il questore di Agrigento emette 6 provvedimenti di divieto di accesso a luoghi pubblici attraverso l'esecuzione di 6 misure di prevenzione, cosiddetto DASPO Willy, nei confronti di altrettanti giovani, 3 dei quali ancora minorenni, frequentatori dei locali della cosiddetta Movida Agrigentina, relativamente alla rissa avvenuta qualche giorno fa a San Leone. I provvedimenti monitori sono la ridetta conseguenza di episodi particolarmente avvenuti la notte del 17 agosto 24, alle ore 1 di notte circa, in prossimità del porticciolo turistico di San Leone. Nella banchina antistante il Long Bar Mediterraneo Yachting Club aveva inizio per futili motivi una violenta rissa che vedeva coinvolti numerosi giovani e che si prolungava a fasi alterne per diversi minuti negli spazi affollati da diverse famiglie e pacifici avventori. Nelle fasi più concitate un motoveicolo lasciato in sosta sulla predetta banchina finiva accidentalmente in acqua. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato, impegnato nelle attività di controllo straordinario del territorio, evitava il degenerare ulteriore della situazione. Le misure ispirate dal questore a nome del giovane Willy Montero, durante tragicamente scomparso a causa di violenza, sono state attuate per garantire la sicurezza dei cittadini e dissuadere così comportamenti violenti e irrispettosi delle norme di pacifica convivenza. Con gli attuali provvedimenti di prevenzione è stato inibito ai destinatari la possibilità per i prossimi 3 anni di frequentare i locali commerciali, i luoghi in prossimità di essi che sono stati teatro dei fatti incresciosi che hanno significativamente perturbato la sicurezza dei cittadini agrigentini. La truffa del finto carabiniere arriva anche a Ravanusa. Una pensionata novantenne è stata raggirata con l'ormai noto metodo e ha consegnato nelle mani di un balordo 2.300 euro in contanti e alcuni gioielli. Il copione è sempre lo stesso. L'anziana ha ricevuto una telefonata da un finto appartenente all'Arma dei Carabinieri che le spiegava come il figlio
fosse stato arrestato dopo aver provocato un incidente. Il finto maresciallo ha poi detto alla donna che se avesse consegnato i soldi non ci sarebbero stati più problemi. L'anziana così ha fatto, soltanto a truffa compiuta, la donna ha capito di essere stata truffata e che il figlio non aveva provocato alcun incidente. Al via le indagini dei veri carabinieri per individuare i responsabili. E la CGIL di Agrigento esprime solidarietà in seguito all'atto intimidatorio subito da Siciliacque, Cattolica Eraclea e Servizio. La CGIL di Agrigento esprime solidarietà in seguito all'atto intimidatorio subito da Siciliacque, Cattolica Eraclea. Questo ennesimo episodio dimostra come le istituzioni e le imprese che operano sul territorio siano spesso bersaglio di atti criminali volti a intimidire chi lavora per il bene comune. La CGIL, attraverso il segretario generale Alfonso Buscemi e il segretario generale di categoria Filippo Munda, condannano con fermezza l'accaduto, sottolineando l'importanza di non cedere alla paura e di continuare a sostenere chi opera nel rispetto della legalità e dei lavoratori impegnati in tali aziende. Hanno inoltre invitato a intensificare gli sforzi per garantire maggiore sicurezza e giustizia, ribadendo la necessità di combattere ogni forma di criminalità organizzata che mira a indebolire il tessuto sociale e produttivo della nostra regione. L'episodio di intimidazione è solo l'ultimo di una serie di attacchi che dimostrano quanto sia ancora necessario il sostegno delle istituzioni e della società civile per difendere chi lavora onestamente. Questo quanto dichiarato in una nota il segretario generale Buscemi della CGIL e quello di categoria Munda. L'ospedale di Sciacca rimarrà un DEA di primo livello e non verrà smantellata nessuna unità operativa complessa, quanto affermato dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo di Forza Italia. Sull'ospedale di Sciacca interviene oggi l'onorevole regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo. L'ospedale rimarrà con una DEA di primo livello e non verrà smantellata nessuna unità operativa complessa, al di là delle bozze della nuova rete ospedaliera che girano e di quello che pensano i burocrati. Le decisioni sulla sanità in Sicilia vengono prese in Commissione Salute all'Assemblea regionale siciliana, dove ci sono i deputati che rappresentano il territorio. Ne conosco le necessità, afferma l'onorevole Rocca Ruvolo, e hanno l'obbligo e il dovere di dare risposte ai cittadini. Quando si parla di sanità, il dovere e l'obbligo diventano doppi. E quanto dichiarato dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo a margine dell'incontro con la governance dell'ASP di Agrigento, ora al completo, è stato fatto il punto della situazione sull'ospedale di Sciacca con il direttore generale Giuseppe Capodieci, con quello amministrativo Alessandro Pucci e il direttore sanitario Raffaele Lia. L'impegno che prendo, prosegue l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, è quello di vigilare e sollecitare un miglioramento dei servizi sanitari, facendo in modo che i reparti funzionino e che ci siano i medici perché l'ospedale di Sciacca funzioni realmente come una DEA di primo livello e offra la migliore assistenza sanitaria sul nostro territorio. C'è ora una nuova governance all'ASP che può programmare, lavorare per portare a compimento il lavoro iniziato per selezionare nuovo personale medico e garantire la piena funzionalità dei vari reparti. Ci saranno degli incontri periodici per monitorare le iniziative che saranno messe in campo, e quanto afferma l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo sull'ospedale di Sciacca. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Io credo che la Sicilia possa diventare un hub scientifico, tecnologico, produttivo, un hub europeo proprio sulle due grandi sfide di modernizzazione dell'Europa. Un hub europeo sul digitale, sia perché a Palermo, e non a casa a Palermo, tra l'altro giungono i cavi a fibra ottica che stanno collegando
trasferendo informazione continente asiatico, africano, con l'Europa, attraverso l'Europa e gli Stati Uniti, e qui è il centro della comunicazione, sia perché a Catania, nell'Etna Valle, si sta sviluppando sempre più quello che sarà il più grande polo produttivo del Mediterraneo nella microelettronica. Parlo di ST Microelettroniche, che recentemente ha ottenuto il via libera dell'Europa, e io stesso ho partecipato a quell'evento insieme al vice commissario europeo Vestager, per un investimento pari a oltre 5 miliardi di euro. Il più significativo investimento sulla microelettronica autorizzato dalla Commissione in questi ultimi mesi. Quindi la Sicilia diventerà un hub produttivo, scientifico e tecnologico e di comunicazione nel settore del digitale. Nel contempo la Sicilia, a mio avviso, può diventare e diventerà un hub produttivo anche di tecnologia green, perché sempre al polo industriale di Catania si sta sviluppando con Trisan quello che diventerà nei prossimi mesi il più grande stabilimento produttivo di pannelli fotovoltaici d'Europa, con ricadute sull'intero territorio e sulle filiere che si possono costruire, perché nel piano Transizione 5.0 oggi in vigore sono stati destinati 13 miliardi di euro all'innovazione digitale, 6,4 miliardi di euro, e all'innovazione green e l'efficientamento energetico delle nostre imprese, 6,3 miliardi di euro, insieme quasi 13 miliardi. Le imprese, io mi auguro anche le imprese siciliane, quindi possono acquisire macchinari, tecnologia e formare i propri lavoratori sulle tecnologie digitali e sulle tecnologie green. E con le misure che abbiamo posto, l'incentivazione per l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici andrà in misura prevalente proprio allo stabilimento Trisan di Catania, che è risultato quello che ha la produzione più performante ed è quello che sarà incentivato. Ad Agrigento dal prossimo lunedì 16 settembre non sarà più consentito depositare indumenti usati nei contenitori stradali distribuiti in diverse aree della città, in quanto verranno rimossi il servizio. Ad Agrigento dal lunedì 16 settembre non sarà più consentito depositare gli indumenti usati nei contenitori stradali distribuiti nelle diverse aree della città, in quanto verranno rimossi. I cittadini potranno conferire presso l'isola ecologica mobile, oltre agli indumenti, anche prodotti tessili, scarpe, cinture e borse. Si ricorda che l'isola ecologica mobile sarà operativa da lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 11 o fino al raggiungimento della sua capacità massima, quanto affermato nella nota stampa dal primo cittadino Miccichè. Di seguito il calendario settimanale del servizio dell'isola ecologica mobile. Il lunedì in piazza Ugo La Malfa, il martedì a quartiere Fontanelle via Alessio di Giovanna, il mercoledì in piazza Don Pino Puglisi a Monserrato, il giovedì in piazza Ugo La Malfa, il venerdì in piazza Pio quartiere Villaggio Peruzzo, il sabato al Villaggio Mosè in piazza del Vespro. In proposito, afferma il sindaco Miccichè e l'assessore con delega alla nettezza urbana Trupia, hanno dichiarato la rimozione dei contenitori stradali per gli indumenti usati ci permetterà di mantenere Agrigento più pulita e ordinata, combattendo l'incessante fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. La possibilità di conferire presso l'isola ecologica rappresenta un tassello importante per garantire una gestione più efficace dei rifiuti nella nostra città. È importante che ognuno faccia la propria parte e che il conferimento avvenga nel modo corretto, con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e tutelare il decoro urbano. Cerimonia di accoglienza stamani delle quarte classi ginnasiali e le prime del liceo musicale Empedocle si è svolta presso la palestra dell'istituto. Sentiamo in merito la dirigente scolastica Gatto e l'assessore all'istruzione del comune di Agrigento Alfano. Oggi inizia l'anno scolastico con l'incontro
con le famiglie, ma anche con i nuovi arrivati. Ecco, che tipo di accoglienza state facendo, Preside? Sì, oggi stiamo accogliendo le classi quarte ginnasiali e prime del liceo musicale e come avrà visto c'è stata e c'è una grande partecipazione anche da parte delle famiglie. Stiamo svolgendo una vera e propria cerimonia di accoglienza proprio per far sentire a loro agio i ragazzi in questo passaggio importante dalla scuola media alla scuola superiore. È un momento di festa, un momento dove i ragazzi sono stati anche coinvolti in diverse performance, sia artistiche che musicali. Ma la cosa più bella è stata sentir parlare gli ex alunni che appunto hanno spiegato loro le stesse emozioni, gli stessi, diciamo, come dire, le stesse aspettative di cui anche loro sono stati connotati quando hanno varcato per la prima volta questo cancello, certamente rassicurandoli perché la scuola superiore con i suoi cambiamenti porta però anche tante novità che possono essere molto belle. Il consiglio che diamo ai nuovi studenti è di frequentare la scuola con entusiasmo e sempre col sorriso, perché la scuola chiaramente è come una grande famiglia, una comunità pronta ad accoglierli e a traghettarli in quello che saranno poi le loro scelte future. Quali le novità di quest'anno scolastico, di nuovo corso di studi che sarà qui al Liceo Empedocle con le tante iniziative che ogni anno svolgete? Sì, le novità sono veramente tante, basti pensare ai nuovi laboratori che sono stati appunto realizzati grazie ai fondi del PNRR. Abbiamo un'aula STEM multimediale con kit Arduino e un'aula immersiva connotata appunto da visori per sperimentare la realtà virtuale. Questo perché il liceo classico naturalmente vuole anche introdurre all'interno del proprio curriculum, anzi implementare le nuove tecnologie, ma senza mai dimenticare la tradizione umanistica di cui è chiaramente un caposaldo. E noi pensiamo anche che le nuove tecnologie, se ben utilizzate, possono essere utili per i nostri studenti, ma mai sostituire il rapporto umano e la relazione che sono fondamentali nel rapporto educativo. Assessore, anche lei ha voluto dare il suo saluto ai nuovi studenti per l'inizio dell'anno scolastico del Liceo Classico Empedocle, insomma un'istituzione in città. Assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, ho avuto l'onore e il piacere di partecipare sia alla fase conclusiva dello scorso anno scolastico che l'avvio di questo anno scolastico, che sarà un anno importante per tutte le scuole del Comune di Agrigento, sarà l'anno di transizione, di avvio dell'anno di Capitale della Cultura e sono sicuro che il liceo classico con le sue eccellenze, sia il liceo classico tradizionale che il liceo musicale, saranno dei partner importanti ai quali poter fare affidamento per portare avanti delle iniziative di qualità che sicuramente riusciranno a elevare al posto che merita la città di Agrigento in qualità di capitale della cultura. E nell'ambito delle iniziative dedicate alla festa della Madonna dell'Addolorata si svolgerà il prossimo 14 settembre di sabato la serata di gala interamente dedicata alla Santa Vergine, denominato dell'Aurora, in piazza Santa Croce, nel centro storico di Agrigento. Abbiamo sentito il regista Pippo Calandrino. Pippo Calandrino, diamo appuntamento il 14 settembre, tu curerai la regia di questo spettacolo mariano. Sì, vi aspettiamo in piazza Santa Croce il 14 prossimo 21 ad Agrigento alle ore 21 con dell'Aurora. Dell'Aurora è un bel momento di spiritualità, è un bel momento di musica sia colta che tradizionale, è un bel momento di prosa e poesia, è un bel momento di spettacolo con 100 artisti in scena, è un bel momento dedicato alla Vergine Maria. Vi aspettiamo, come detto prima, alle ore 21, giorno 14 settembre, in piazza Santa Croce ad Agrigento.
E Favara una centenaria festeggiata ieri sera in grande stile. La nonnina è Giuseppe Vitello, presente il sindaco Palumbo, che le ha consegnato anche una pergamena. Margherita Trupiano. Grande festa ieri per la ricorrenza dei 100 anni della signora Giuseppa Vitello, nonnina favarese con una lunga storia da raccontare. In ottime condizioni fisiche e visibilmente commossa, ha ringraziato parenti ed amici. I figli Maria e Giuseppe Crapanzano, la nuora Francesca, i nipoti Floriana e Salvatore con la fidanzata Anne-Sophie, presenti anche la sorella Teresa di 96 anni venuta da Sondrio e la sorella Anna di 94, oltre a nipoti e parenti provenienti dalla Germania. C'era il sindaco Palumbo che le ha consegnato una pergamena con gli auguri dell'intera città di Favara. Grande gioia e applausi all'importante traguardo raggiunto. Le parole del figlio Giuseppe Crapanzano e del sindaco Antonio Palumbo. Giuseppe Crapanzano è il figlio di una mamma oggi centenaria. Cosa significa questo grande traguardo intanto? Significa intanto un grande piacere avere potuto passare tutti questi anni con mia madre. Mi dispiace solo che gli ultimi anni non è stata molto bene, però bene o male si è poi rimessa e oggi abbiamo così il piacere di stare tutti assieme, un gruppetto di parenti molto ristretto e qualche amico molto vicino. È una donna che ha comunque una bella storia da raccontare, una storia che lei ha anche citato in un libro di prossima uscita. Che uscirà fra non molto. Difatti leggeremo un brano, una mezza paginetta, proprio che riguarda lei. Quando è stata... quando lei è pervenuto nel 1943, proprio un po' prima di entrare gli americani, prima del 10 di luglio, una cartolina precetto perché doveva partire per fare la Croce Rossina. Poi sono entrati gli americani, così come siamo soliti dire, e quindi è rimasta. E comunque è una famiglia longeva, ci racconti anche delle sorelle. Sì, 4 sorelle, dobbiamo cominciare anche dalla mamma delle 4 sorelle, mia nonna, che è arrivata alle soglie proprio un anno e mezzo prima ci ha lasciati. Però ha tirato la volata, come si suol dire, alle 4 figlie, tant'è vero che la prima l'abbiamo già festeggiata 4 anni fa, ora è il turno di mia madre, fra 4 anni speriamo essere il turno della terza figlia e poi fra 6 anni la più piccola, che ha 94 anni. E allora grandi auguri. Grazie a tutti voi e grazie anche a TVA che ci onora sempre della presenza e ci fa sempre questi omaggi e questi regali. Grazie. Sindaco, una festa per una centenaria che diventa anche una festa per Favara interamente. Lei è qui proprio a rappresentare un paese, un comune che vive questo traguardo importante. Sì, noi partecipiamo sempre con piacere a questi eventi perché i 100 anni sono sicuramente un traguardo enorme che festeggia, come dicevi benissimo poco fa, tutta la città. Poi 100 anni festeggiati in queste condizioni che si sta godendo veramente tutta la serata ed è serena, tranquilla, bellissima, è un'emozione che riporterò all'intera collettività. Comunque è una famiglia abbastanza longeva questa, quindi vuol dire che Favara ha un patrimonio anche genetico di buona qualità. Eh sì, festeggio spesso i 100 anni dei nostri concittadini, poi purtroppo oggi è un terno al lotto perché con tutte queste malattie, con tutte queste aggravamento di alcune situazioni non è semplice, però effettivamente ci sono molte famiglie che hanno dei centenari e sono stati cresciuti in un ambiente più sano, come dicevo poco fa, anche con gli alimenti, con lo stile di vita. Oggi noi purtroppo non abbiamo uno stile di vita che sia il massimo della raccomandazione per arrivare ai 100 anni. Siamo qua, speriamo bene. Serata di beneficenza pro Telethon ieri sera presso il Teatro della Valle, promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso,
presieduto da Lina Urso Gucciardino, ospite della serata, tra gli altri il comico palermitano Sergio Vespertino. Il servizio. Serata di beneficenza pro Telethon ieri sera al Teatro Panoramica dei Templi, promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. Presieduto da Lina Urso Gucciardino, la serata è stata presentata dal nostro Giuseppe Moscato e da Anna Alba. È stata la naturale prosecuzione del premio Mimose d'Oro, in quanto tra le premiate c'era Francesca Pasinelli, direttrice della Fondazione Telethon, ente di ricerca al quale è andata la solidarietà ieri sera. Sul palco, tra gli applausi scroscianti del folto pubblico, si sono esibiti i cantanti Gloria Tuzzolino, accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Giulio Zambito, il cantautore favarese Lillo Puccio, che ha fatto omaggio a Massimo Ranieri, e l'attore, cantante e regista Giovanni Moscato. Ospite della serata il comico palermitano Sergio Vespertino, accompagnato alla chitarra dal maestro Pierpaolo Petta. La presidente del Centro Culturale Guttuso, Lina Urso Gucciardino, nel ringraziare i presenti per la loro sensibilità, ha ricordato il grande valore di Telethon nel lavoro che fa per la ricerca, che ha consentito di salvare migliaia di vite umane. Te contavi i piccioli toccannole, sai, una sacchetta faceva fino a 3 gusti ci ha reso, ma domani a 4 gusti non ci ha reso, l'assettava già un cameriere e tu già sullavi fritto, per lei? E lei, ne capricciosa, per lei? Che su tutta roba di diritto non c'è niente. Maxi processo Nebro, di 65 le condanne e le confische dei beni effettuati. Il servizio da Messina. Sono 65 gli anni di carcere comminati nella sentenza di appello del maxi processo Nebrodi e ad esse vengono accompagnate parecchie confische. Il maxi processo nasce dall'operazione del 15 gennaio 2020 denominata Nebrodi, con 94 arresti e il sequestro di 151 aziende agricole per mafia, una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia e la più importante sul versante dei fondi europei dell'agricoltura in mano alle mafie, mai eseguita in Italia e all'estero. Più di 1000 uomini della Guardia di Finanza di Messina e dei Carabinieri del ROS quel 15 gennaio assicurarono alla giustizia numerosi componenti delle famiglie mafiose, contestando loro reati che ruotano attorno al lucroso affare dei fondi europei per l'agricoltura in mano alle mafie, combattuto con forza con il cosiddetto protocollo Antoci, ideato e voluto dall'ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. L'attività della DDA di Messina ha squarciato il velo di silenzio e omertà che avevano soggiogato e sottomesso per anni un intero territorio e la Sicilia intera. Così scrivevano i magistrati nell'ordinanza. In gran parte, oltre quelli depredati, si usavano terreni liberi presi a caso da tutta la Sicilia e da zone impensabili dell'Italia, usati, spacciati come propri per le raffinate truffe delle associazioni. E ancora, il campo di maggiore operatività è divenuto il più grande business derivante dalle truffe ai danni dell'Unione Europea, più remunerativo e meno rischioso. Un meccanismo interrotto proprio da quel protocollo che Giuseppe Antoci ha fortemente voluto insieme al prefetto di Messina, Stefano Trotta, che oggi continua ad essere applicato in tutta Italia. Quello strumento recepito nei 3 cardini del nuovo codice antimafia e votato in Parlamento nel 2015 ha posto le basi per una normativa che consente a magistrature e forze dell'ordine di porre argine ad una vicenda che durava da tanti anni. Di fatto tentano di aggirarla e vengono scoperti. Per tutto ciò l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, presidente onorario della Fondazione Caponnetto e oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha rischiato la vita in quel tragico attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e a quei valorosi uomini della sua scorta della Polizia di Stato. Proprio su questo argomento il giudice scrive nell'ordinanza dell'operazione Nebrodi che ha generato il maxi processo: nel contesto che emerge nelle presenti indagini di truffe milionarie e di furto mafioso del territorio, trova aspetti di significazione probatoria e chiavi di lettura di quell'attentato. Antoci si è posto in contrasto con interessi milionari della mafia. Linea alla regia per la pubblicità. Sandro Morgana presenta la sua candidatura a presidente del Comitato regionale Sicilia LND per il quadriennio 2024-2028. L'assemblea elettiva si terrà il prossimo giovedì
12 settembre alle ore 16 presso la sede federale di Ficarazzi in provincia di Palermo. Ce ne parla Carmelo Lentini. Ed ora cambiamo argomento. Sandro Morgana, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale di Sicilia, presenta la sua candidatura a presidente per il prossimo quadriennio olimpico 2024-2028. L'assemblea elettiva si terrà questo giovedì 12 settembre 2024 alle ore 16 presso la sede federale di Ficarazzi. Vediamo e seguiamo questa intervista rilasciata dallo stesso Sandro Morgana. Ho deciso di riproporre la mia candidatura a Presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND all'esito del grande successo che la raccolta delle designazioni ha avuto nei confronti di tutte le società che nella quasi totalità hanno sostenuto questa candidatura. Ringrazio tutte le società che hanno voluto sostenermi, ringrazio i miei amici che mi hanno aiutato per la raccolta delle firme e sono come sempre al servizio del calcio siciliano con dedizione, passione ed amore. Dopo aver preso atto della designazione quasi unanime delle società siciliane e dell'affetto, della vicinanza che queste hanno avuto in questi giorni nei miei confronti, dell'affetto degli amici che mi hanno sostenuto, dei consiglieri regionali, dei delegati, dei vicepresidenti, di tutti gli impiegati, di tutti coloro che mi sono stati vicini, ho deciso di sciogliere la riserva e ritornare a candidarmi quale Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federcalcio. Lo faccio con lo spirito di sempre, con la passione che mi ha sempre animato, con la dedizione che ha sempre contraddistinto questo mio impegno, con l'amore che io ho per questo sport. Lo faccio perché il mondo del calcio siciliano ha bisogno di essere servito e quello che noi stiamo facendo insieme alla mia squadra, ai consiglieri che abbiamo individuato, in parte rinnovati, ai delegati assembleari in parte rinnovati, ai revisori dei conti, a tutto il sistema dei delegati provinciali, va proprio nella direzione dell'impegno, del servizio nei confronti delle società, nei confronti del calcio. Abbiamo affrontato problematiche molto serie ed altre ne abbiamo ancora da affrontare, come quelle connesse con le questioni correlate alla legge sul lavoro sportivo, che tante difficoltà ha creato alle nostre società. Noi saremo impegnati nella formazione e nella informazione, ma soprattutto saremo impegnati a migliorare sempre di più questa legge per far sì che i pesi anche amministrativi e burocratici che graveranno sulle società saranno minimali. Continueremo il nostro impegno nei confronti dell'impiantistica sportiva. Abbiamo oggi 135 strutture in erba artificiale e crediamo che rispetto a 10 anni fa abbiamo fatto tanti passi in avanti. Da impegnarci e fare crescere il calcio femminile, dobbiamo continuare a formare i nostri dirigenti per avere una classe di dirigenti di società migliore, più preparata. Dobbiamo procedere anche ad una ipotesi di ristrutturazione dei campionati dilettantistici. Quest'anno abbiamo fatto tanti ripescaggi, questa cosa non è possibile, molte società si sono fuse, alcune hanno rinunciato proprio perché preoccupato dai pesi del lavoro sportivo. Dobbiamo tuttavia cercare di determinare condizioni di maggiore agibilità dove ci siano meno ripescaggi. Dobbiamo continuare nell'ipotesi di rinnovamento delle attività di settore giovanile scolastico, avere campionati che abbiamo istituito quest'anno, elite regionali, che sono andati benissimo, che hanno avuto grande successo. Dobbiamo provare a migliorare gli organici, a potenziarli di più. Dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo fatto anche per rendere più bello l'accesso al mondo del calcio, le feste provinciali, la festa regionale, il progetto Sabbie di Sicilia con il beach soccer. Dobbiamo contrastare la violenza con tutte le armi a nostra disposizione, dobbiamo continuare nell'attività di incontro tra arbitri e calciatori, tra arbitri e società, tra arbitri e allenatori, e questo è di fondamentale importanza, così come dobbiamo potenziare il ruolo dei nostri nuclei che lavoreranno contro appunto le attività
contro la violenza. Ho detto nella mia relazione che io condannerò sempre, con tutta la forza a mia disposizione, la violenza ed i violenti, ma nello stesso tempo in cui dico questo voglio aggiungere che il mondo del calcio siciliano non è malato, è un mondo fatto e popolato da persone per bene. Abbiamo fatto 23.000 gare e quindi io, nella stessa maniera in cui condanno i violenti, difendo coloro che si sono comportati bene e che rappresentano la parte migliore di questo mondo, la parte migliore di questo sport. Dobbiamo affrontare anche questioni generali di politica sportiva che riguardano appunto il rapporto che il mondo dei dilettanti deve avere con quello dei professionisti, facendo presente che noi non accettiamo la tesi che deve contare di più chi ha soldi. Noi diciamo che rispetto a coloro i quali hanno i soldi noi mettiamo di fronte il calcio dei valori, il calcio delle persone per bene, il calcio di coloro che giornalmente si spendono per fare trionfare i valori dell'amicizia, della fraternità, della fratellanza, dell'uguaglianza e della parità. Lo faremo con lo stile che ci ha, come dire, caratterizzato in questi 4 anni. Lo faremo con gentilezza, lo faremo con educazione, lo faremo con rispetto delle società, avendo presente che io dico sempre a tutti i miei collaboratori che noi serviamo le società, serviamo coloro i quali ci danno la possibilità di esistere. Quindi abbiamo fatto tanto, ma come dico sempre, non basta, dobbiamo fare di più ed è quello che ci sforzeremo di fare in questo quadriennio. Grazie. Riparte domani il campionato di Serie D che vede l'Akragas esordire fuori casa con il Locri. Sentiamo Carmelo Lentini. Inizia questa domenica il campionato di Serie D Girone I. La scorsa stagione l'Akragas allo stadio Macri di Locri subì una delle più cocenti sconfitte stagionali. Una gara strana giocata con timore dai calciatori di allora e che costò una disfatta dal punto di vista numerico. Infatti quella gara terminò 4-0 per la compagine calabrese. Certamente rispetto a quella sciagurata domenica molto è cambiato ed incoraggia parecchio la recente esibizione fornita in occasione della sfida di Coppa Italia di domenica scorsa con i cugini del Licata. È terminata, come ricordiamo anche in questo caso, con un secco 4-0, però questa volta a favore della compagine biancazzurra. La compagine calabra del Cavallalato, allenata da mister Umberto Scorrano, di recente ha affrontato in amichevole i cugini della Regina, perdendo il confronto con il risultato 3-1, uscendo dal campo con una buona dose di applausi. La gara, che inizierà alle 15, sarà diretta da una terna laziale. Cristian Ferruzzi di Albano Laziale con una coppia di collaboratori di Latina, Michele Nappi e Davide Gneo. Ma vediamo qual è il cartellone della domenica di questa prima giornata. Si giocherà Castrum Favara Enna, Pompei Paternò, quindi Locri Akragas, e poi Nissa Vibonese, Novegea Virtus Regina, Ragusa Città di Sant'Agata, Sambiase Siracusa, San Gataldese Licata e Scafatese Città di Acireale. Mister Lillo Bonfatto in sala stampa alla vigilia di Locri Akragas, prima di campionato. Che avversario è il Locri che Akragas servirà per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Allora, sicuramente l'inizio affrontiamo una squadra che soprattutto in casa sa il fatto suo, ha sempre fatto campionati importanti proprio nel discorso casa. È una squadra molto agguerrita, una squadra che ho visto delle partite e sa pure giocare a calcio, quindi è una partita difficile, come credo siano tutte in questo campionato. Però noi dobbiamo avere quella consapevolezza, quella fame, quella feroce di cercare di andare a fare il risultato. Sotto l'aspetto tecnico, quali potrebbero essere le difficoltà di questa trasferta, le insidie, le problematiche? Ma si sa che le prime partite sono sempre insidiose e quindi dobbiamo essere bravi a prepararla mentalmente. Abbiamo lavorato bene tutta questa settimana, ovviamente non abbiamo avuto per fortuna degli intoppi, quindi siamo pronti e non vediamo l'ora di iniziare questo campionato. Quindi dobbiamo immediatamente dimenticare quello che abbiamo fatto domenica scorsa in Coppa e cercare di metabolizzare tutto il lavoro che abbiamo fatto questa settimana. Il morale è sicuramente altissimo dopo la bella vittoria e la bella prestazione contro il Licata. Domani sarà tutta un'altra
partita perché inizia il campionato. Sì, rimane la grande prestazione, però la dobbiamo immediatamente archiviare. Ho detto subito ai ragazzi da martedì non pensare più a quella partita, dobbiamo pensare immediatamente al campionato, il campionato dove ripeto, è un campionato abbastanza tosto, difficile, complicato, e questa è una delle partite abbastanza difficili. E prima di campionato, domani per il Castrum Favara con la squadra dell'Enna in casa, Moscato in merito. Inizia domani l'avventura per Castrum Favara nel campionato nazionale di Serie D. La società favarese ha tutto pronto per far bene il campionato. È stato detto più volte, sia dalla dirigenza che dal mister, deve essere un campionato svolto in serenità, senza grandi pretese, ma per iniziare questo percorso per una città che ama il calcio. Domani il primo incontro ufficiale, domani in palio i primi 3 punti dopo quello che è stato il calcio estivo e anche la partita di Coppa Italia. Sarà proprio l'Enna la prima avversaria della squadra favarese, società che ha già incontrato in Coppa Italia, ma domani sarà tutta un'altra storia. Inizia il campionato e ci sono i 3 punti in palio. Sentiamo i protagonisti. Domani è veramente un'altra storia. Adesso, come ho detto ai ragazzi, adesso si inizia a scrivere e tutto quello che si scrive rimane e si porta dietro fino all'ultima giornata. Domani ci sono i 3 punti, la squadra sta bene, motivata, sicuramente la partita con l'Enna troveremo un avversario difficile e diverso dalla Coppa Italia, perché come ho detto prima i 3 punti ti portano più cattiveria, più attenzione, più tensione nervosa, e noi dobbiamo essere bravi ad affrontare questo avversario che già conosciamo in un certo modo, essere propositivi, essere aggressivi, togliere il palleggio, e poi sicuramente ce la giocheremo e sarà una bella partita, perché dall'altra parte c'è una squadra ben organizzata, tra il mio amico Peppe. Credo che da domani si inizia veramente a avere un'identità ben più chiara rispetto alle precedenti amichevoli o Coppa Italia. Che squadra scenderà in campo domani? Sicuramente motivata, so che avete fatto una riunione anche con la società per iniziare insomma questo percorso. Ma la riunione con la società, noi devo dire la verità, siamo stati sempre uniti. Qualsiasi scusa per stare assieme l'abbiamo creata, credo che c'è un grande feeling, credo che questa unione ci può portare solamente bene, e ti dà anche, chi viene da fuori ti dà anche un senso di appartenenza. La società ci sta molto vicino, ci sta mettendo in condizione di lavorare serenamente e avere tutto a disposizione. Adesso tocca a noi scendere in campo e ripagare con le prestazioni l'affetto che ci sta dimostrando la gente e la vicinanza e l'attenzione che ci sta dando la nostra società. Senza rilevare naturalmente i suoi tatticismi e il suo schema, che squadra scenderà domani in campo? No, loro lo sanno, chi scenderà in campo deve dare il 100% delle potenzialità che hanno ad oggi. Noi possiamo sbagliare i passaggi, ma non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, non dobbiamo sbagliare l'approccio alla gara, perché adesso si fa sul serio, come abbiamo detto prima, e credo che dobbiamo far vedere alla nostra gente che siamo pronti a sudare la nostra maglia per onorare questi colori. Adesso ci siamo, domani inizia il campionato di Serie D, siamo pronti? Sì, siamo caldi, siamo pronti, abbiamo lavorato in settimana col mister e sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto tattico e tecnico siamo pronti per iniziare al meglio, cerchiamo di dare tutti noi stessi, l'impegno non mancherà, speriamo che la città ci accompagni in questa battaglia e speriamo vada tutto per il verso giusto. Noi ovviamente ci metteremo tutto quello che possiamo metterci. Che squadra vedremo in campo? Sicuramente motivata e intenzionata a fare bene. Assolutamente sì, siamo motivati, abbiamo le motivazioni dentro di noi, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo voglia di far bene, abbiamo voglia di iniziare bene questo cammino, questo percorso, e ci metteremo tutti noi stessi, tutto l'impegno che possiamo metterci lo metteremo. Sarà una squadra aggressiva, una squadra che lotterà per vincere. L'Enna l'abbiamo già incontrata in Coppa Italia, ma adesso è un'altra storia. No, ora è un'altra storia. Ora in campo ci sono i 3 punti e bisogna giocare per vincere e iniziare a fare i punti.
raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Secondo te che campionato sarà? Quest'anno il campionato sarà molto duro, un girone molto difficile, con squadre davvero blasonate, però noi cercheremo di dimostrare che non siamo da meno, comunque noi siamo la Castrum Favara e cercheremo di dimostrare sempre che non siamo al di sotto di nessuno. Sì, domani incomincia, siamo un po' emozionati, per noi è il primo giorno, diciamo, dopo la Coppa Italia, il primo di campionato in Serie D. Favara certo che se lo merita, sarà sempre un paese come Favara, con tutti questi imprenditori che ci sono, se lo merita sicuramente. E stiamo facendo tanti sacrifici, è giusto che la gente magari ci supporta, aspettiamo a tutta la domani a tutto lo stadio per darci un forte conforto. Che Favara avete formato? Abbiamo formato una dignitosa squadra, noi cerchiamo abbiamo fatto una squadra per salvarci, non abbiamo grosse pretese, ci vogliamo solo divertire. Un pubblico che è stato sempre amico e deve continuare ad esserlo. Ma sicuramente, oltre che c'è qualche disguido con i tifosi che cercheremo di risolvere, vediamo come la possiamo risolvere, perché per noi il tifo è fondamentale, non è che abbiamo sempre lottato e siamo con i tifosi, abbiamo spiegato le situazioni, cercheremo di vedere come le possiamo sistemare. Stamattina avete fatto una riunione, anche con i giocatori, che cosa hai detto ai tuoi uomini? Abbiamo detto di stare sereni, sono tranquilli, loro sono pronti, di fare una partita tranquilla e di darci un po' di soddisfazione sia a noi che al pubblico. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre potete visionare i nostri servizi prodotti sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.